Estrazione delle zecche nei pronto soccorso, un ambulatorio ad hoc. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di giovedì 30 luglio 2026, notizia che troviamo sul Corriere delle Alpi. Si torna a parlare del caso zecche. La situazione in provincia di Belluno porta in azione l'USL numero 1, come si vede da questo titolo. Il progetto sarà gestito dagli infermieri e servirà a ridurre i codici bianchi. Da gennaio a luglio 3/4 dei 60.445 accessi riguardano casi non gravi. Il direttore generale dell'US numero 1 di Falco: l'appropriatezza passa per la rete territoriale. L'articolo di Paola Dallanese. Nasce un nuovo ambulatorio all'interno dei reparti di emergenza e urgenza degli ospedali bellunesi, e quello che la rimozione delle zecche sarà gestito esclusivamente da infermieri. Parliamo di un'area all'interno del pronto soccorso pensata per accogliere i codici bianchi che, come evidenziato dal direttore generale dell'US numero 1 Dolomiti Achille Di Falco, restano tra i problemi principali per gli ospedali bellunesi. Dobbiamo fare in modo che, sono le parole del direttore generale dell'azienda sanitaria, la rete territoriale possa intercettare i casi minori per gestirli nelle sedi consone come gli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta o nelle case delle comunità, lasciando i pazienti più gravi all'intervento dei nostri professionisti ospedalieri. I numeri: nei primi 7 mesi del 2026 su 60.445 accessi totali registrati ai pronto soccorso degli ospedali bellunesi, lieve incremento dello 0,51% rispetto allo stesso periodo del 2025, il 66%, ovvero 39.768 accessi, sono rappresentati da codici bianchi, cioè da casi non urgenti. A questi già si aggiungono il 9,6% di codici verdi, 5.540 accessi anch'essi riferiti a casi non urgenti. Soltanto il 25% dei pazienti che si sono presentati ai pronto soccorso, 1 su 4, rientra nei casi da media ad alta gravità. Parliamo del 18% di codici arancioni, 5,5% di codice giallo e 1,5% di codice rosso. Il 75% degli accessi si sono concentrati negli ospedali di Belluno e Feltre, mentre i restanti in quelli di Agordo 13%, di Pieve di Cadore 11% e di Auronzo di Cadore, ovvero l'1,2%. E sempre in merito alla sanità in provincia di Belluno, nuove aree dedicate ai codici minori, i medici seguiranno le emergenze. E questo è l'obiettivo dell'US numero 1 Dolomiti: dobbiamo sgravare i loro compiti. Dobbiamo creare sempre più percorsi dedicati per alleggerire il carico di lavoro. Questo il futuro dell'emergenza in provincia di Belluno. L'approfondimento vi aspetta a pagina 17 del Corriere delle Alpi. Ma andiamo immediatamente alla prima pagina del quotidiano bellunese, diamo uno sguardo appunto ai titoli che hanno un richiamo riferito alle principali notizie che troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre: costi dei giochi, paga Roma, questa è la notizia a piena pagina. Il ministro dello sport Abodi replica alle preoccupazioni delle regioni: non faremo ricadere sulle casse di Veneto e Lombardia più del dovuto, ma Fondazione Mico è piena di debiti. Il governo non farà ricadere sulle casse delle regioni i debiti dei Giochi Milano Cortina 2026, oltre a quanto già dovuto. Ad assicurarlo è il ministro per lo sport Andrea Abodi, che risponde alle preoccupazioni sollevate a Venezia. Preoccupazioni immotivate, afferma Abodi. Il governo conferma l'impegno a contribuire a garantire una gestione responsabile e trasparente degli aspetti finanziari connessi ai giochi, ma il clima è teso. Fondazione Milano Cortina, Mico, questa il suo acronimo, non ha ancora pagato la Pizzarotti per la pista da bob e la società starebbe valutando un decreto ingiuntivo. L'approfondimento di Michielli a pagina 5. L'attentato, ordigno sotto casa, cronista di Enego sotto inchiesta per simulazione, l'articolo a pagina 7. Murzio a pagina 4 firma questo articolo: la riforma, il Consiglio dice sì al testo definitivo, l'autonomia in aula a settembre. Federalberghi, hotel con poco personale, manca un piano alloggi, le istituzioni ci aiutino. Come va la stagione? Benino, il lavoro non manca, ma oggi non si è presentato un dipendente e ora siamo con l'acqua alla gola. Perché non si è presentato? Bella domanda, aveva iniziato ieri ed oggi è sparito. Questa spiacevole situazione è accaduta qualche giorno fa ad un ristorante di Cortina, ma non è una novità in provincia. Albergatori e ristoratori fanno i salti mortali. L'articolo a pagina 21. Le Dolomiti nascoste, montagne e luoghi segreti senza overtourism, l'articolo di Dalmas
Da pagina 18 a pagina 19 le lunghe code di turisti verso i siti più iconici delle Dolomiti, delle Tre Cime al lago del Sorapis inducono già numerosi escursionisti, specie stranieri, a scegliere luoghi fuori del comune. E ce ne sono a volontà, assicura Michele Nenz, guida di media montagna. È meglio però farsi accompagnare perché non sono difficili ma poco conosciuti, ancorché, lo assicuro, incredibili. Ci sono infatti almeno una decina di alternative all'overtourism, l'altopiano di Razzo e Malgaduana, Rifugio Padova e Val Montanaia, Val Montina, Pian dei Buoi, Val Visdende e via di questo passo, itinerari di rara bellezza, magari ancora wilderness, come chiedono sempre più numerosi appassionati di trekking e che in tanti casi permettono pure di gustare degli ottimi prodotti locali, tutto pur di evitare la massa. La foto di copertina di questa edizione del Corriere delle Alpi ci porta invece a Feltre, grande attesa per il Palio, sabato i fuochi del campione del mondo. Una immagine del Palio di Feltre, evento che attira migliaia di persone. L'articolo a firma di Scottini a pagina 25. E sempre all'interno del Corriere delle Alpi, Longarone, Consiglio Comunale compatto contro la centrale Vajont, l'articolo a pagina 28. Feltre sicura con l'oppio ma non può guidare per andare a lavoro, l'articolo a firma di Gigi Sosso a pagina 24. Paola Dallanese a pagina 17, troppi casi, nasce un punto zecchi in ospedale, la notizia che abbiamo letto poc'anzi come notizia di apertura di questa edizione di Edicola Belluno. E ancora fatto di cronaca a pagina 20, bimba ferita, cade dal seggiolone, la polizia la scorta al San Martino. Dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno e anche il Gazzettino di Belluno apre con l'allarme zecche che riguarda l'intero territorio bellunese, 30 casi al giorno tra Pieve di Cadore e Agordo, pronti soccorso sotto pressione per rimuovere il parassita, e Feltre studia un percorso dedicato. I reparti di emergenza-urgenza assediati anche dai casi a bassa priorità, 2 su 3 sono codici bianchi, vanno dirottati. L'articolo di Daniela De Donà a pagina 7. Spacciava cocaina al concerto sul lago, pusher in manette, blitz dei carabinieri durante l'esibizione dei Negrita, denunciato anche un complice, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un arresto e una denuncia. L'operazione è stata condotta dai carabinieri in occasione del concerto dei Negrita sulle rive del lago di Santa Croce. Nel corso del servizio i militari hanno fermato 2 giovani con 310 euro in contanti e 10 grammi di cocaina. In casa uno dei 2, trevigiano, aveva altri 130 grammi. Il giovane, che ha anche reagito con violenza colpendo i militari, è stato arrestato, denunciato il complice 25enne. L'articolo di Scarton a pagina 10. Longarone, caos traffico, la volante salva una bimba ferita, bimba di 7 mesi riporta un trauma cranico mentre la famiglia è intrappolata nel traffico, pattuglia della polizia interviene e la scorta all'ospedale salvandola. L'articolo a pagina 11. La foto di copertina ci porta nel capoluogo, sulla strada con gli agenti, non chiamateci vigili. Uffici mobili e scanner 3D, il nuovo volto della locale. Furgone ufficio è uno dei nuovi strumenti in dotazione alla Polizia Locale di Belluno. La tecnologia dà una grande mano ai 22 agenti operativi dai controlli di vicinato al rilievo degli incidenti, già 60 quelli registrati da gennaio, dal commercio al pattugliamento. L'articolo di Damiano Tormen a pagina 2 e a pagina 3. Richiami di spalle dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Longarone, la centralina sul Vajont, i nostri pareri vincolanti. Il comune di Longarone ribadisce il no alla centralina sul Vajont con un rafforzativo. Le comunità locali siano coinvolte in qualsiasi decisione venga presa e la loro posizione sia vincolante sul tema. È uno dei punti forti della delibera di Consiglio varata ieri sera, un documento che punta moltissimo sul valore della memoria e la tutela della storia del 9 ottobre 1963 e oggi lo stesso testo va in provincia. L'articolo a pagina 11. Scartona, pagina 9, viabilità, richiesta alla Regione, la Feltrina è una priorità. La regionale Feltrina torna al centro del dibattito politico e amministrativo per il comune di Feltre. Non ci sono dubbi se la Regione Veneto dovrà scegliere un'infrastruttura sulla quale investire per migliorare la viabilità del bellunese, la priorità è la regionale 348, un'arteria sempre più strategica ma anche sempre più fragile, stretta tra frane, incidenti e traffico. Pecore sbranate dai lupi, la causa i temporali. I 2 eventi predatori con molti capi ovini uccisi vicino a Malga Zoppei sul Col Visentin avrebbero una causa ben precisa. La polizia provinciale ha infatti effettuato i sopralluoghi appurando che la situazione di criticità è stata determinata dal verificarsi di forti temporali in un ambiente particolarmente impervio, fattori che hanno facilitato l'attività predatoria e reso meno efficace la presenza dei 2 cani da guardiani. La polizia provinciale rileva inoltre che gli attacchi dei predatori negli ultimi anni
anni sono sensibilmente diminuiti. L'articolo di Fontanive a pagina 10. Sport bellunese calcio, Testa Dolomiti pari con la Virtus il campionato, ecco la Juve Under 23, l'articolo a pagina 14. Di Bona a pagina 13, Cortina, Coppa del Mondo, la Fisi ha deciso sull'Olimpia discese Super G. Damiano Tormen a pagina 5, il nodo, appello delle case di riposo, presto sistema al collasso. Carenza di osse e pochi alloggi, le RSA della provincia lanciano un ancorato SOS e chiedono una mano ai sindaci prima che sia tardi. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno, a voi tutti un buon proseguimento di giornata.